Salve a tutti, io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e in questo video vi parlerò di una valida alternativa alla classica camminata veloce che prende il nome di camminata a intervalli. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio. Prima di tutto parlo di alternativa alla classica camminata veloce in quanto è quello che attualmente raccomandano le linee guida cardiologiche. La camminata veloce è una definizione molto personale in cui non deve essere né una camminata troppo lenta ma nemmeno una corsa. Si deve poter riuscire a parlare con un'eventuale persona con cui facciamo questa camminata, ovviamente con un po' di affaticamento perché la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria devono aumentare, però dobbiamo comunque riuscire a parlare. Eventualmente si può anche rallentare se vediamo che man mano che andiamo avanti non riusciamo a mantenere lo stesso ritmo. Se facciamo questa cosa per mezz'ora tutti i giorni, da linea guida riusciamo a mantenere una salute cardiovascolare adeguata. Quello di cui vi parlo oggi invece si chiama camminata a intervalli, che è una camminata che gode anche di buone referenze scientifiche ed è una valida alternativa alla classica camminata veloce per chi, ad esempio, se deve fare la classica camminata non la farebbe, invece se c'è un po' più di azione, un po' più di intraprendenza in questo tipo di camminata, riesce a farla volentieri. Si tratta di una camminata in cui per almeno 30 minuti alterniamo 3 minuti di camminata veloce a 3 minuti di camminata lenta. In questo caso la definizione scientifica di camminata veloce e lenta c'è dai vari studi e sarebbe il picco di ossigeno che deve superare il 70% nella camminata veloce e deve essere intorno al 40% in quella lenta, ma ciò è difficile da farlo ovviamente mentre camminiamo all'aria aperta, per cui va bene fare una camminata ad un passo veloce, a livello personale ovviamente, intervallata a 3 minuti di camminata più lenta. Ma quali sono le evidenze scientifiche che abbiamo? Prima di tutto questa camminata deve essere fatta con costanza, almeno 4 giorni a settimana e richiede un po' di tempo, almeno 5 mesi. I benefici sono importanti. Prima di tutto aumenta la capacità cardiorespiratoria, che è una cosa molto importante in chi soffre di cardiopatie, nei diabetici, negli ipertesi, e si è visto che ha particolare efficacia nelle donne dopo la menopausa e negli uomini sopra i 50 anni. Pensate che c'è anche uno studio che ha valutato la diminuzione della dispnea, cioè dell'affaticamento sotto sforzo, nei pazienti con sclerosi multipla. Tra gli altri risultati molto importanti da ricordare c'è la diminuzione dell'indice di massa corporea in quanto fa bruciare delle chilocalorie, la riduzione della pressione arteriosa, riduzione dei valori di colesterolo cattivo LDL e il miglioramento della sensibilità all'insulina, che è una cosa molto importante sia nei diabetici sia per prevenire l'iperglicemia. Ancora come dato emergente ricordiamo che sembra migliorare anche la memoria e le funzioni cognitive. In conclusione possiamo dire che la camminata veloce, quella di 30 minuti di fila, è quella attualmente raccomandata dalle linee guida perché ha le maggiori evidenze scientifiche. Una valida alternativa, soprattutto negli uomini dopo i 50 anni o nelle donne dopo la menopausa, è la camminata a intervalli, quella che abbiamo appena visto, 3 minuti di camminata veloce intervallati a 3 minuti di camminata più lenta. Un'altra valida alternativa è quella di fare almeno 7000 passi al giorno, di cui ho parlato in un altro video. Prima di chiudere, se avete ritenuto interessanti queste informazioni, vi invito a condividerle e a mettere mi piace alle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti!